La nuova legge di bilancio 2019 presenta degli interventi innovativi in materia fiscale e previdenziale importanti per alcuni settori. La Confesercenti del Veneto Centrale si mette a disposizione delle piccole imprese per spiegare, attraverso alcune attività formative, le principali novità introdotte, in particolare il nuovo regime forfettario con flat tax. Un sistema che agevola di molto le piccole imprese, i lavoratori autonomi, con una serie ovviamente di paletti per l'ingresso che vanno attentamente valutati e rispettati, ma che può presentare anche alcune importanti agevolazioni per chi ha la possibilità e l'opportunità di aderirvi, quale ad esempio la non tenuta della contabilità ma la semplice conservazione dei documenti fiscali, il non obbligo di emissione della fattura elezione elettronica e soprattutto la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva di tutte le altre imposte, ad eccezione ovviamente dei contributi previdenziali, dei contributi INPS, pari al 15% del reddito dichiarato e calcolato in base ai coefficienti. È un regime abbastanza particolare che va attentamente valutato, nel senso che ovviamente non esiste più una differenza tra costi e ricavi, ma esiste esclusivamente un calcolo dei ricavi e l'applicazione di un coefficiente di redditività, al quale poi si potrà applicare la riduzione per quanto riguarda eventuali contributi previdenziali pagati e successivamente l'aliquota del 15%, aliquota che tra l'altro viene ulteriormente ridotta per i primi 5 anni da parte a favore delle start-up. Chi è una start-up in questo periodo e parte con un'attività che ha un volume d'affari limitato pagherà il 5% di imposta sostitutiva. La novità introdotta rispetto al precedente regime forfettario è l'adeguamento a tutti i regimi di un importo massimo di ricavi pari a 65.000 euro per il 2019. Quello che noi stiamo facendo in questo periodo è una informazione generale, ma invitiamo tutte le microimprese, tutti i lavoratori autonomi, tutti i liberi professionisti che hanno avuto nel 2018 un volume d'affari inferiore ai 65.000 di venirci a trovare, di verificare con noi le reale convenienza di questo regime, perché in alcuni casi, anche se ci sono tutte le condizioni, optare per il regime forfettario non sempre è conveniente.